Servizi ambulatoriali, il CUP, medici di famiglia, servizi rivolti all'infanzia, ambulatori specialistici. Dobbiamo lavorare assieme perché la cronicità venga spostata verso le case della comunità. Questa è diciamo, la grande sfida che abbiamo di fronte. Taglio del nastro per la casa della comunità di via Confalonieri a Mira, struttura realizzata con un investimento da quasi 4 milioni di euro derivanti principalmente da fondi PNRR e che i cittadini aspettavano da decenni. A me oggi piace ricordare anche una figura, una dottoressa, la dottoressa Samar, che era qui di Mira ed è stata la 100ª dottoressa che ha perso la vita per il Covid, una dottoressa che proprio stava nel territorio vicino ai propri pazienti, come auspichiamo avvenga in questa casa della comunità. Un luogo di cura ma soprattutto di accoglienza, quello che il direttore sanitario dell'Ustre Serenissima vuole per le case di comunità. Quella di Mira è una delle 13 previste nel territorio. All'interno delle case di comunità si farà una mappatura dei bisogni del territorio e dei cittadini di quell'area e poi si daranno delle risposte, soprattutto per quanto riguarda la specialistica, in riferimento alla necessità del territorio e dei cittadini. Chi poi viene a contatto con i servizi, soprattutto con i servizi sanitari, vorrebbe trovare quella gentilezza di cui ha bisogno in un momento di grande fragilità. È un elemento fondamentale per il cittadino trovare persone disponibili e gentili, quindi che si mettano nei panni di chi poi entra nei nostri servizi. Essere gentili, che gentili vuol dire tante cose ovviamente, è già una parte della cura, quindi l'umanizzazione delle cure è uno dei nostri obiettivi fondamentali. Dai consultori all'ostetricia fino ai medici di base, i servizi offerti dalla casa di comunità vanno nella direzione di una sanità che accompagni il cittadino verso la consapevolezza sanitaria affinché sia anch'esso partecipe della sua cura e prevenzione, la stessa direzione che si pone l'assessore regionale alla sanità. C'è una forbice di quasi 25 anni ed è compito di un sistema sanitario regionale riuscire a ridurre questa forbice per portare i cittadini a una attesa di vita, non dico che collimi con la vita in buona salute, ma che la vita in buona salute si avvicini in maniera importante all'attesa di vita.